Buongiorno a tutti di nuovo, io mi chiamo Marcolini Ivan, ok, e sarò con voi per questa sorta di viaggio all'interno del mondo social media marketing. Io mi occupo, per raccontarvi un po' chi sono, io mi occupo di formazione e di consulenza per alcune aziende, mi occupo di formazione per quanto riguarda l'ente formativo che ci ospita in questo momento come struttura per l'esposizione, quindi per il nostro webinar, e mi occupo anche di formazione e consulenze per diverse aziende sul territorio nazionale. Quello che noi faremo oggi sarà un piccolo antipasto, anche se piccolo non sarà, nel senso che cercherò di portare più elementi possibili all'interno della nostra oretta, e cercherò di portare un po' di elementi, secondo me, di riflessione, ecco, per quanto riguarda gli aspetti social, per quanto riguarda gli aspetti in parte marketing, e per quanto riguarda anche gli elementi degli strumenti di comunicazione. Io lavorerei così: farei prima una parte diciamo, dove espongo i nostri concetti, e poi cercherò di lasciare un tempo che dipende da quanto riesco ad essere sintetico il più possibile. Cercherò di lasciare un 10 minuti, un quarto d'ora magari, per quelle che sono le vostre riflessioni, le vostre curiosità e le vostre domande. Quindi ci sarà spazio dopo. Solitamente non lavoro in questo modo, cioè lascio molto appunto un aspetto interattivo e un aspetto molto partecipativo all'interno dei miei incontri, delle mie formazioni, però dato il tempo abbastanza contenuto cercheremo di essere il più efficaci possibili e il più, diciamo, esaustivi possibili. Quindi io inizierei con la mia presentazione. È una sorta di, ripeto, una sorta di ho toccato molti punti, come vedremo. Non riusciremo ad analizzare ed entrare nello specifico per alcuni elementi, per alcune parti, perché ovviamente i tempi non ce lo consentono. Sono tutte tematiche che andrebbero poi affrontate e quindi sviluppate in un secondo momento nell'eventuale formazione, magari in un eventuale corso che sarebbe interessante poi sviluppare. Quello che noi vedremo oggi è semplicemente, ripeto, un anticipo, un antipasto. Andiamo avanti. Quello che noi vedremo appunto sono gli aspetti social media marketing, ok? Magari qualcuno di voi ne avrà sentito parlare, magari qualcuno di voi vi siete iscritti a questo webinar. Sarebbe molto interessante capire le motivazioni. Io nasco con altri, diciamo, sicuramente con una formazione di tipo umanistico, quindi il lavoro che io faccio solitamente è quello anche di andare ad analizzare quelli che sono gli aspetti motivazionali che portano le persone a fare una determinata scelta. Inevitabilmente la scelta comporta, come si dice, la preferenza. Consapevole o inconsapevole lo lascio da parte. Quindi sarebbe molto interessante capire cosa vi muove oggi, cosa vi porta ad essere qui con me questo pomeriggio. Ma questo non lo possiamo fare, magari sarà, ecco, un elemento che qualcuno di voi magari potrebbe anche, nella discussione finale, potrebbe anche anticiparmi, quindi potrebbe dirmi: guarda, ho scelto questa cosa perché
mi occupo di questo, oppure perché è un aspetto che mi interesserebbe molto approfondire e sviluppare in campo lavorativo, oppure vedo una prospettiva lavorativa. Ok, andiamo avanti. Mi piace a volte indicare qualche citazione. La risposta alla catastrofe, tanto per cambiare, visto come ci stiamo interagendo in questo momento, non possiamo nasconderlo, è legato al fatto anche che stiamo vivendo un momento molto complesso, ok? Se qualcuno di voi ieri ha guardato Report, molto interessante, la prima parte analizzava le dinamiche e le strategie che un grande gruppo dell'automotive, nello specifico la Ferrari, ha messo in campo per cercare di dare una risposta. Prima ancora di iniziare diciamo, a far partire la produzione, loro hanno cercato di dare una risposta ai propri lavoratori, cioè sono stati all'interno dell'incertezza che oggi ci governa, ok? Sapendo offrire un qualcosa, cioè cogliendo l'opportunità. È la, diciamo, è la scelta, no, che noi facciamo, è l'incertezza che noi viviamo che ci pone a fare delle scelte. La scelta di per sé di fatto apre infinite possibilità. Si può sbagliare come si può andare contro un successo, ok? Quindi nella catastrofe, nell'incertezza che noi viviamo, non consiste la risposta alla catastrofe nel ristabilire l'ordine precedente. Sembra quasi scritto oggi, ma in realtà questa è una citazione da un ton, ma nel crearne uno che prima non c'era. Ok? Questo è fondamentale. Il digital marketing, scusate, il social media marketing e nello specifico l'utilizzo di canali comunicativi e di interazione digitale, ok, arrivano dove prima non c'era, dove prima non esisteva nulla, ok? Qui è proprio il discorso che noi facciamo, cioè l'esserci, il definire una nuova dimensione, il crearne una nuova, non riprendere quella vecchia, ok? Social media marketing, ho cercato di dividerli per alcuni punti. Sarebbe curioso capire se qualcuno ha trovato ecco, divertente alcune diciamo, i miei titoli, no? Se ha trovato qualche elemento di magari anche di discussione su questi aspetti. Il The Personal Digital Dark Side of the Moon, il lato oscuro, no, della Luna. Questa è ovviamente una citazione di i nostri cari Pink Floyd, ovvero fatti conoscere ed esci dal tuo cono d'ombra. Esci, mostrati, fatti vedere, ok? Compi il salto. È morto un recente scrittore che aveva posto proprio, no, in uno dei suoi libri famosi la citazione del mi sono spinto sul bordo e poi ho volato, cioè ho compiuto il salto, non ho avuto paura. Chiaro che se sto lì fermo, ok, quindi non oso, non volerò mai. Questo ci ha lasciato, ahimè purtroppo con troppo anticipo. Ma di cosa parliamo noi? Parliamo di comunicazione sul web, digital marketing. Che cos'è? E noi vedremo. Come posso veicolare una corretta comunicazione digitale? Come lasciamoci un margine su questo, perché allora l'obiettivo sarà quello di darvi o di comunque anticiparvi alcune tematiche del come si può fare. Non riusciremo ovviamente a vedere tutte le strategie di digital marketing, di media, digital marketing, di social media marketing, quindi non riusciremo ad analizzare gli strumenti. Ovviamente gli strumenti sono quelli che conoscete,
sono gli strumenti di social, Instagram, Facebook, Twitter, ok, in parte anche LinkedIn, cioè sono tutte piattaforme, strumenti che ci consentono di effettuare tutta una comunicazione digitale, ma ovviamente che noi non riusciremo a toccare oggi. Andiamo avanti. Come mai non ok, ma cos'è una comunicazione online? Si differenzia da quella tradizionale, da quella offline. Da cosa si differenzia? Cos'è una comunicazione online? Che cos'è una comunicazione online? Ovviamente è una comunicazione che viene veicolata attraverso uno strumento, un veicolo digitale. Scusate, oggi con cosa non ho sbloccato. Uso la tastiera, fai prima. Porco. Innanzitutto definiamo offline. Offline è semplice, ok? Cataloghi, brochure, strumenti per la comunicazione offline, cioè ovviamente che non utilizza strumenti online, manifesti volantini, affissioni, ok? Utilizzo della stampa tradizionale, giornali, radio, televisioni, ok? E ovviamente la brandizzazione dei marchi, quindi la comunicazione che avviene utilizzando identificazione attraverso un brand, un marchio, ok? Tipico è l'identificazione con un marchio, quale ad esempio potrebbe essere un prodotto Apple. Il prodotto Apple è l'identificazione di un prodotto attraverso un brand, un marchio, che di fatto ne costituisce esso stesso un valore, anzi vale molto di più il brand, il marchio, si direbbe in gergo, per usare termini più non troppo, diciamo, poco, magari poco avvezzi, no? A un pubblico più eterogeneo, si direbbe un asset strategico, no? Quindi noi non abbiamo la possibilità di quantificare, no? Il valore di questo brand, anzi ce l'abbiamo perché vengono fatte delle stime, e di fatto questo brand, il marchio, ha ancora più valore rispetto al contenuto fisico, no? Agli asset fisici che questa azienda porta con sé. Stiamo parlando di comunicazione offline, comunicazione che viene veicolata, ripeto, attraverso questi sistemi. Ma che cos'è la comunicazione online? Io ho voluto riprendere una copertina del Time. La copertina del Time è quella nello specifico del 2007. Voi sapete che ogni anno il Time decide all'inizio dell'anno di pubblicare quelle che sono considerate le persone dell'anno, person of year. In quell'anno, 2007, Times, la rivista Time, la rivista Time decise di pubblicare la foto, un'immagine di un computer. Qua non si vede, U è stato aggiunto, ma la copertina che voi vedete qui è utilizzando una carta riflettente. Perché utilizzava una carta riflettente? Perché la persona che andava ad acquistare la nostra rivista si rifletteva e quindi la persona più importante era di fatto la persona che veniva riflessa da quella copertina, cioè voi. È una provocazione, ma neanche più di tanto. Perché è stata una provocazione? Perché anticiparono, anzi in realtà era già un po' che lo strumento social aveva preso piede. Considerate che, adesso non mi ricordo le tempistiche, ma Facebook era già presente negli Stati Uniti, era già presente in tutto il mondo in realtà nel 2007, e lo strumento che veniva utilizzato era proprio lo strumento di comunicazione
che diventava quasi in quel periodo già dominante nel mondo digitale, ok? E Times identificò appunto il soggetto, la persona, voi, come le persone più importanti. Perché? Perché aveva colto che c'era stata, cosa? Un cambiamento. Un cambiamento in cosa? Si era passati da un concetto di web 1.0 a un concetto di web 3.0, passando dal 2.0 ovviamente, ok? Il web 1.0 era tutto ciò che veniva veicolato in termini di informazioni, dove c'era un'enorme quantità, una quantità di produttori di informazioni, cioè persone che editavano un'informazione, che la producevano e la mettevano in rete. Poche persone che ne fruivano, ok? Vedete? Qui ci sono molte persone che lo producono, poche che ne fruiscono. Qui siamo nel 1996, siamo agli albori, siamo subito dopo a Windows 95, quindi siamo ancora veramente non agli albori di Internet, perché Internet è una tecnologia che ha diversi anni, ma come la vediamo oggi siamo veramente alla preistoria. Nel 2006, Times 2007, cosa succede? Succede che c'è un'inversione o c'è una tendenza ad invertire questa dinamica, cioè ci sono molte più persone, o comunque, scusate, si stanno moltiplicando molte più persone, utenti, che sono essi stessi produttori, ok, di informazioni. Sono loro gli editori, sono loro che non solo ne fruiscono in maniera passiva, si direbbe modalità one way, l'unica via, ma ne producono e ne scambiano, quindi diventa multi-way. Ecco dove sta, no? La rivoluzione. Qui si passa da 250.000 siti a 80 milioni, ok, a 800 milioni. In realtà adesso siamo anche molti di più, perché abbiamo raggiunto oltre il miliardo di collegamenti. Ci sono molte più persone, 2016, 2020, che sono produttori di informazioni, generatori di connessioni. Ecco dove sta l'evoluzione in termini di sistemi digitali. Ecco, questa roba qua, ok? Times aveva visto, aveva capito che si andava verso, ok? I tempi anche di permanenza sugli stessi siti si sono ridotti. Qui si faceva molta fatica a trattenere le persone su ogni singolo portale, faceva molta fatica, ok? Qui invece, scusatemi, si faceva non molta fatica, perché le persone chiaramente rimanevano per molto tempo. Qua le persone rimangono per molto meno tempo, ok? E sono molto stimolate da tutta una serie di input che arrivano anche dalle altre fonti, ok? Ecco quello che succede, ecco l'evoluzione dei nostri sistemi. Questo è importante per capire da dove siamo partiti, dove siamo arrivati e il significato che ci sta dietro a questo. Perché noi poi ovviamente lo strumento digitale che poi che stiamo utilizzando e le potenzialità che si sono poi rivelate, si sono rivelate grazie proprio a questo sistema, proprio a una comunicazione che è diventata di fatto su molti strade, su molti veicoli, su più vie. 2006 non è a caso, perché 2006 di fatto 2005-2006 si viene caricato il primo video su YouTube. È storia, signori, è storia pari a quella che noi vediamo in questo momento. Sembra una bestemmia, ma non è così. È la storia di questi giorni ed è la storia che verrà scritta nei libri, signori, perché quello che è successo poi ha cambiato tutto.
ha determinato un nuovo modo di rapportarsi. Ed è così, Cioè, il cambiamento è generatore di nuove realtà. Questo è, se volete, un'altra cosa che vi lascio come riflessione. Genera, inevitabilmente. E, se volete, annulla o comunque implode ciò che c'era, ciò che veniva prima. Ok? Andiamo avanti. Ma cos'è una comunicazione online? Vedete? Un blog genera contenuti io e poi li condivido, ok? Un social network, l'utente si presenta e identifica anche gli altri, ok? Prima esistevano dei social, esistevano dei blog, ma era chiaramente uno strumento molto distanziato, molto staccato, era uno strumento che garantiva una certa distanza, il blog. Generava un contenuto e poi lo condividevo. Difatti prima dei social i blog era uno strumento che venivano molto utilizzato. Mi ricordo, se qualcuno di voi magari ha qualche memoria e ha qualche esempio, magari dopo sarebbe interessante capire, il blog era di fatto un contenuto che veniva prodotto prima dei social e si utilizzavano molto gli strumenti blog. Ora, il blog in sé non basta. Se io volessi fare una comunicazione digitale utilizzando il blog, vi consiglio già di lasciare perdere, ok? Vuoi perché anche i tempi che le persone dedicano alla lettura sono infinitivamente si sono drasticamente abbassati, ok? Ormai un lettore trascorre mediamente dai 5 ai 7 minuti su di un testo su internet, di più no. Quindi anche sul blog dove vengono prodotti testi molto lunghi non funzionano. Il social invece è un utente dove si presenta, io mi presento, ok, e identifico chi si collega con me, ok? Quindi c'è una connessione, c'è un'identificazione, c'è una sorta di vicinanza, nonostante ci si trovi a chilometri di distanza, ok? L'industria dei social media ha raggiunto dimensioni imponenti che non possiamo più sottovalutare. Esistono illimitate possibilità, direi quasi infinite no, ma ci avviciniamo, di sperimentazione e di innovazione. Esiste un rischio, che è quello sicuramente di creare prodotti completamente slegati da obiettivi. Questo è importantissimo. Noi, come prima cosa, come strategia, se volessimo adottare una strategia, quindi capiamo che è fondamentale inserirsi e stare, no, all'interno di un mondo digitale. Dobbiamo però avere una strategia, perché ecco, non aggiungo altro perché non voglio che mi ci registrino le parolacce, però utilizzare una metodologia ad cacchio, ecco, non funziona. Utilizzare una strategia che non è una strategia non funziona. Quasi, perché dopo voglio discutere di voi su alcuni aspetti che poi vedremo. Il social marketing, social media marketing, ok, è efficace. Se è efficace, deve essere collegato a una strategia organizzativa con chiari obiettivi, ok? Chiari obiettivi. Quindi viene fatto proprio una pianificazione. Ma che cos'è questa comunicazione? Per capire chi è il nostro pubblico e a che cosa è interessato, dobbiamo sicuramente metterci in ascolto. Fondamentale i social media listening, cioè strumenti per ascoltare, ok? Quindi se voi volete utilizzare questo canale, dovete prima fare dell'ascolto. Quindi prima di parlare, prima di utilizzare lo strumento, ci occupiamo dell'ascolto. E qui possiamo usare innumerevoli tool che vengono proposti per identificare, trovare quello che è il percorso, è quello che viene detto all'interno del mondo social, del mondo digitale. Ascoltare
come punto di partenza fondamentale per qualsiasi iniziativa. Questo è un esempio di tools, vedete? Viene fatta un'analisi attraverso un canale, in questo caso, i Twitter, attraverso alcuni forum, attraverso uno strumento di YouTube, attraverso delle news, attraverso dei blog post, dove qui le percentuali mi dicono quanto incide in una frazione, in un segmento temporale, in questo caso in una settimana, quanto le famose parole che io vado ad inserire vengono replicate, vengono condivise, vengono parlate. Ovvio che non c'è uno scambio vocale, ma c'è uno scambio ovviamente all'interno di questi social. Quindi io conosco, in funzione delle parole, in relazione a quello che io vado a inserire, che cosa, quanto viene scambiato. Ok? Quindi abbiamo detto social, lo strumento fondamentale che interagisce, interconnette tutti. Ok? Se io voglio stare lì, ma lo voglio fare in modo strategico, quindi voglio avere un'idea, una pianificazione strategica, voglio cercare di utilizzare quello strumento, ovviamente per un mio tornaconto, cioè per diciamo, un beneficio in termini economici, in termini di impresa, in termini di valore, in termini di posizionamento, in termini di brand, ok? Io lo utilizzo in maniera strategica. Strategicamente devo cercare di capire prima che cosa dicono di me, quello che gli altri pensano di me. È come mettersi ad origliare fuori dalla porta della vostra, che ne so, dove sapete che stanno parlando di voi. E questo è la stessa identica cosa. Chiaramente non siete dei guardoni in questo caso, ma siete semplicemente fruitori strategici che lo fanno in funzione di una loro strategia. Reagire, prendere parte in tempo reale alle conversazioni, catturando nuove opportunità, quindi ascoltare quello che viene detto, coinvolgere, preparare una strategia che coinvolga proattivamente l'intero ecosistema aziendale in obiettivi di business misurabili. Ad esempio, uno strumento che viene molto utilizzato è ad esempio lo strumento di analisi di Facebook, dove io riesco ad avere esattamente tutta una serie di informazioni che poi potremmo, sicuramente sarebbe molto interessante andare a strutturare, a vedere come funziona l'algoritmo, come funziona uno strumento, come si fa a fare una campagna, come si fa a implementarla in funzione di quelli che sono i vostri obiettivi, targetizzarla, cioè questo è un lavoro molto interessante, ok? Altra cosa, qui rendere, sentire, catturare nuove opportunità di business. Esempio, vi faccio un esempio. Qualcuno di voi avrà notato che alcuni operatori delle telecomunicazioni utilizzano lo strumento comunicativo, utilizzano parole, ok, che non sono casuali. Faccio un esempio, Iliad, faccio un esempio, O-Mobile, faccio un esempio, l'altra è un po' meno, altri operatori, si chiamano anche operatori virtuali. Quando loro comunicano, utilizzano strumenti, utilizzano una campagna comunicativa dove l'informazione che viene veicolata è senza sorprese. Il prezzo è quello, il prezzo che io ti faccio 7,99 €, 4,99 €, 5,99 € senza sorprese. Ok, ovviamente i 99 sono strategici, ma qui siamo nel vecchio marketing, quello offline, ok? Le strategie di marketing sono altre qui. Ma sull'online io ho utilizzato lo strumento online per capire che cosa. Io mi sono fatto un giro su quelle che erano le conversazioni di alcuni soggetti, di alcuni target, a me, diciamo, che si riferiscono, a me riferiti, ok, dove parlavano, si argomentava di problematiche relative a costi nascosti, a voci su contratti molto
piccole presenti che hanno poi aumentato i costi e le fatturazioni e le bollettazioni dei vari operatori telefonici, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, ho capito, ho colto, ho carpito, se volete, che gli operatori dei miei concorrenti sul mercato, i clienti, lamentavano questo tipo di problematicità, questo tipo di guai. Cosa ho fatto in maniera strategica? Ho impostato la mia comunicazione su una scelta di verità, di autenticità, di assoluta trasparenza. È quello che il cliente si aspetta. Cioè, ho fatto una scelta strategica, ma non l'ho fatta a caso, non ho fatto una scelta buttata lì e ovviamente pescato nel mezzo le possibili strategie comunicative. L'ho fatto funzione di un ascolto, ok? Strutturato, un ascolto mirato. Chiaro? Questo ho fatto. Quindi è significativo questo per chi è molto anche bello capire cosa c'è dietro. Cioè, le strategie comunicative non solo nascono, ok, per accontentare il più possibile il cliente, ma lo fanno in funzione anche di una richiesta sotto, una richiesta non esplicitata ovviamente, non chiara, non così ampiamente diffusa, ok, che ovviamente viene recepita e trasformata in termini strategici. Ok, questo è importante. La comunicazione, cos'è? Senza ascolto attivo, quindi di nuovo, senza la capacità di ascoltare, noi possiamo vedere quali strumenti, come si utilizzano queste piattaforme, deve essere efficace e continuativo. Non si è in grado di comprendere né il proprio posizionamento né le discussioni che ruotano attorno al proprio brand. Anche lo strumento lo strumento di social che è Amazon, ok? Cosa fa Amazon? Amazon quando vende dei prodotti ovviamente offre un'assistenza. Il fatto di offrire un'assistenza fa sì che voi possiate contattare il suo customer care per qualsiasi tipo di problematica, no? Quindi la sua assistenza clienti. Cosa fa Amazon? Amazon strategicamente risponde immediatamente, strategicamente utilizza un linguaggio molto, molto, molto amichevole, conosce i vostri identificativi, vi chiama per nome, vi dà del tu. Queste non sono scelte casuali. Qui non stiamo parlando di improvvisazioni, qui stiamo parlando di strategie precise, ok? In termini comunicativi, perché sanno che chi si approccia, ok? Conoscono chi sono i suoi utenti, sanno che le persone che acquistano, ok? Sono probabilmente hanno una targetizzazione precisa, hanno un comportamento preciso, sono chiaramente analisi, ok? Intendiamoci, non è che noi abbiamo esattamente una profilazione precisa, ok? Ma facciamo delle diciamo, ipotesi che sono poi in realtà molto più misurabili e efficaci. L'utilizzo appunto di questi sistemi fa sì che io possa rispondere all'aspettativa, cioè capire cosa l'altro si aspetta di me. Attraverso l'utilizzo dello strumento del social care, dell'assistenza, noi cosa facciamo? Dell'assistenza facciamo anche ulteriormente marketing, cioè utilizziamo lo strumento per fare cosa? Per confermare il nostro posizionamento, il nostro brand. Vado avanti, se no. Vabbè, la fondamentale scelta dei tools, questo l'abbiamo detto. La comunicazione online di fatto avviene attraverso l'utilizzo di strumenti, siti, attraverso il blog, ma abbiamo detto che è uno strumento che
si sta un po', anzi non viene molto utilizzato, questo tende e tenderà sempre di più a sparire. Utilizzo ovviamente di comunicazione attraverso strumenti di mail marketing, newslettering, ok, display advertising, web marketing e ovviamente social media marketing, che è il nostro. Qua è venuto tagliato l'ultima parte, ok? Quali sono le differenze tra una vecchia gestione online e offline? Ovviamente le strategie che noi mettiamo in campo digitali sono maggiormente misurabili. Abbiamo un controllo su il return on investment, cioè sul ritorno del nostro investimento. Cioè riesce a garantirmi una maggiore misurabilità, una maggiore precisione. È più facilmente pianificabile, è più facilmente possibile pianificarne il risultato ed è più facile raggiungere anche il proprio target, ovviamente. Okay? Grazie al fatto che non spendo soldi buttandoli dentro, non faccio una campagna rivolta a tutti, più o meno, con delle limitazioni, ma qua riesco a targetizzare molto precisamente il mio obiettivo, riesco a beccare esattamente quelli che sono i miei i possibili interessati clienti alla mia pubblicità e anche a ottenere un feedback di ritorno, perché ovviamente la funzione del click, la funzione del mi piace, la funzione del condividi sono tutti strumenti che garantiscono appunto un feedback, un'informazione di ritorno. Guardate, questa roba qua è veramente la rivoluzione. Fino all'altro giorno questo era il nostro canale di pubblicità. Qui il nostro caro amico Silvio, ok, ha impostato la sua corsa al successo, no? Più o meno. Qui venivano veicolati, qui nei giornali ormai non li compra più nessuno. La televisione è diventato un mezzo che, sì, ahimè, in questi giorni è diventato un mezzo molto frequentato, ma rimane comunque tendenzialmente un mezzo che negli ultimi anni ha subito grossissime perdite in termini di investimenti pubblicitari. Okay? Lo stesso titolo Mediaset, ahimè, ha subito grossissime perdite negli anni proprio al calo degli investimenti pubblicitari all'interno dei suoi canali. Okay? Quindi è tendenzialmente un mezzo che è destinato non all'estinzione, però quantomeno ad essere poco utilizzato. Perché poco utilizzato? Perché comunque è uno sparare nel mucchio, non riesco a capire esattamente chi vado a beccare. Qui invece riesco ad essere molto più efficace, molto più preciso, ok? Riesco a targetizzare molto. Queste sono cose molto importanti che noi si potrebbero ampliare, si potrebbero vedere proprio come si fa, come si utilizza attraverso lo strumento di posizionamento, attraverso i vari strumenti, i vari tools che ci danno la possibilità di avere, esatto, come informazioni l'esatto ritorno del nostro investimento e il ritorno in termini di feedback. Il target di riferimento è più facilmente profilabile, è inevitabile. Fino all'altro giorno, per essere profilato, adesso non ce l'ho, usavo la tesserina fedeltà, mi chiedevano il numero, il telefono, ma non capivano. Qui, ragazzi, io riesco a sapere esattamente che cosa vi piace. La ricerca che tu fai non la fai a caso, cerchi cosa ti interessa. Bene o male, buono, cattivo, giusto, sbagliato, ma cerchi quello che ti interessa. Difficilmente una persona va a cercare ciò che non gli interessa. E quindi di fatto vengo profilato, cioè lascio un'immagine, una traccia che mi servirà poi per creare tutta una serie di comunicazioni ad obiettivo. Vabbè, con lo sviluppo qui andiamo avanti perché sennò non finiamo. Boh.
Come rafforzare l'offline? Attraverso l'online. Okay? Quando interazione e interattività del messaggio generano coinvolgimento emotivo. Okay? Questo è importante perché attraverso lo strumento digitale vengono veicolate tutta una serie di sentimenti, di emozioni, vengono attraverso lo strumento comunicativo, noi riusciamo a generare un coinvolgimento, ok? Che poi successivamente vi farò vedere dove si arriva, qual è, diciamo, la parte, diciamo, più distorta, ecco, di questo strumento, di questo veicolo. Riuscire a curare tutti gli aspetti e dimensioni del proprio business, compreso marketing, vendita, assistenza e post vendita. Rafforzare la propria presenza, la propria immagine e il proprio brand, ok? Sta sempre all'interno di una dimensione, di un messaggio che genera coinvolgimento, ok? Restituire un'immagine di credibilità, di innovazione e di copertura totale nei confronti delle esigenze anche digitali dei propri clienti. Ciò che arriva non è solo il messaggio, ma il significato che questo messaggio porta con sé. Okay? Il fatto che io utilizzi un'immagine di credibilità restituisce a me ovviamente una maggiore coerenza, una maggiore credibilità nel mondo, ma dall'altra parte crea una sensazione, crea un coinvolgimento emotivo, ok? E se io utilizzo, si direbbe, una comunicazione efficace, cioè una comunicazione che è supportata da un coinvolgimento emotivo, ok? Che io di persona riesco a produrre facilmente. In termini digitali non è così facile, però riesco comunque a riempire il mio messaggio di significati, di sapori emotivi. E questo crea una inevitabile, lascia un segno. Adesso purtroppo non mi è partito il video, ma qualcuno di voi sicuramente avrà visto il video della Barilla, ok? La Barilla non ha fatto vedere nessun tipo di prodotto, non ha fatto vedere nessun tipo di qualità dei grani, nella qualità delle sue materie prime, non ha mostrato nessun nuovo tipo di pasta o qualsiasi altro tipo di prodotto vicino al brand. Ha semplicemente fatto vedere delle immagini del nostro paese in questo momento, con sotto una canzone, ok? Quindi molto coinvolgente, molto emotivamente sentita e partecipata, ok? Quella significa, signori, creare un messaggio coinvolgente, essere presente, ok? Restituendo un'immagine di vicinanza, credibilità, di appartenenza. Sono tutte cose che in questo momento, ahimè, servono. Alcuni avranno pensato, alcuni mi hanno chiesto, ha senso in questo momento investire in termini comunicativi? Io la risposta che vi ho dato è sì, certo, perché oggi, domani, scusate, di quello che è accaduto, di quello che c'è stato oggi, noi ci ricorderemo di chi c'è stato, ma non cercando di venderci qualcosa, ma di chi ha avuto e ha lasciato un'immagine, la presenza. Loro l'hanno fatto molte altre grandi aziende, ok? Senza vendere nulla, cioè ho impiegato, ho speso, ho investito in termini anche di spazi pubblicitari per cercare di essere presente, cioè di esserci e di restituire un'immagine. Questo è fondamentale. Guardate che in questo momento è particolarmente importante l'esserci, no? Lasciare un'immagine di questo periodo. Anche perché poi utilizzando appunto il canale YouTube, quello rimarrà inciso, rimarrà stampato, rimarrà fuso con il periodo storico che noi stiamo vivendo, unico nella nostra storia. Okay? La comunicazione online è particolarmente efficace perché amplio il proprio mercato, aumento la visibilità,
genero nuovi contatti, fidelizzo cliente, offro un'opzione assistente clienti. Di nuovo, sono sempre strumenti che restituiscono sempre un'immagine positiva, cioè un coinvolgimento, un ritorno, un'emozione, ok? Fondamentale. Vabbè, questo raggiungere il pubblico maggiore, va bene. Arma per la nostra comunicazione digitale, strumento, supporto, direi anche, piattaforma. La CRM è una piattaforma che si utilizza molto nelle aziende, è appunto il Customer Relation Management, cioè Relationship Management, che è uno strumento che viene utilizzato molto per creare connessioni, per mantenere la relazione, per creare comunque una comunicazione costante, sempre presente, sempre diretta con il nostro cliente. Rappresenta una vincente strategia di business, okay? Un nuovo metodo di lavoro, di gestione dei processi, organizzativo, permette di aumentare il fatturato? Certo, assolutamente. Stabilisce, importante, un nuovo approccio al mercato che pone il cliente e non il prodotto al centro del business. Ok? Quindi noi qua abbiamo capito che il nostro fulcro, il nostro obiettivo è il cliente. Ok? Eccolo qua, il nostro cliente che noi stiamo cercando di veramente trattare con i guanti. Se avete occasione, guardatelo il video della Ferrari, perché è significativo. Vi spiegano come stanno lavorando all'interno, come stanno preparando, qual è il significato che c'è dietro, no? Non stanno ancora lavorando perché non sono partiti in termini di produzione, ma stanno allestendosi, stanno preparando. Loro, il cliente in questo momento dell'azienda Ferrari è il dipendente. Lo stanno rassicurando, c'è un esperto, c'è un responsabile che si occupa della comunicazione col dipendente, cioè delle relazioni col lavoratore. Perché? Perché ascolta il dipendente, ascolta quelli che sono i suoi dubbi, quelle che sono le sue paure, quelle che sono le sue perplessità, cerca consiglio, cerca di risolvere quelle che sono delle problematiche contingenti, come faccio a venire a lavorare, come faccio a venire, se sono tutelato, se sono protetto. Cioè, in questo momento è il dipendente al centro, poi sarà il cliente, ma in questo momento il loro fulcro, il loro obiettivo è il dipendente, ok? Non a caso sono aziende che rappresentano, diciamo, in termini di qualità dell'ambiente di lavoro, delle eccellenze. In Italia siamo ai vertici, nel mondo siamo tra i paesi, tra le aziende con un ottimo rating da questo punto di vista. Ok? Ho fatto una panoramica su quelli che possono essere gli strumenti, su quello che possa essere una visione in termini di social, su quelli che possono essere degli obiettivi che noi ci poniamo, il cliente, la relazione, la comunicazione fatta in un certo modo, l'ascolto, quindi sempre il cliente centrato, lo strumento che ne utilizzo, gli strumenti digitali, okay, in prevalenza, per quale motivo li utilizzo, perché sono facilmente, diciamo, misurabili in termini di ritorni, posso fidelizzare molto il cliente, cioè qui si apre tutto un mondo di mille e mille possibilità e di mille opportunità, proprio perché è uno strumento che ci dà e ci dona e ci consente di effettuare una comunicazione molto molto efficace, ok? In termini di marketing, ovviamente. Ma non è solo tutto, come si dice, oro, quello che luccica. C'è ovviamente un risvolto della medaglia, e qui ho voluto usare una provocazione, quindi non me ne abbiate. Quando la semplicità è innovazione, certo, cosa e come si utilizzano le principali tecniche: l'unconventional marketing, viral marketing, buzz marketing, guerrilla marketing.
Ora, io non ve le presenterò tutte perché non riuscirò, ma vi faccio vedere l'esempio che, se volete, le ingloba tutte, ok? State attenti. Eccolo qua. Quel signore là è il nostro caro amico Matteo, ok? Quando il simpatico ex ministro dell'interno Salvini, tempo addietro, decise di utilizzare anzi non decise, scusami, lui è presente molto sui social, ma in questo momento si sta sgranocchiando la Nutella, ok? Non è caso, guardate che non fa nulla, se non c'è dietro una costruzione precisa. Qui sta facendo colazione con la Nutella. Qui si sta mangiando il paninozzo con la Nutella a colazione. Dopo farà un video, adesso non me lo carica, ma però per tempo non ve lo faccio vedere, ma successivamente, in termini cronologici, in termini temporali, farà un video dove criticherà la Nutella perché secondo lui, o secondo i dati, ma non solo, comunque, utilizza molte nocciole che vengono dalla Turchia. Quindi faccio vedere lui che si mangia la Nutella e poi fa un video dove, se volete, in modo molto diretto, ma allo stesso tempo non così diretto, e anche qui è una strategia comunicativa, va a criticare, no, diciamo, le forniture di Nutella, perché secondo lui le materie prime dovrebbe comprarle solo in Italia perché siamo italiani, il prodotto è italiano, eccetera, eccetera. Poi gli hanno spiegato che la richiesta di Nutella sul territorio il territorio non riesce a soddisfare le enormi quantità di nocciole, quindi inevitabilmente andrà a comprarsi un'altra parte. Ma lui ovviamente questo non lo sapeva, o perlomeno ha fatto finta di non saperlo, ma soprattutto non ha mai fatto nessun tipo di comunicazione che diciamo fosse che ammettesse le proprie colpe, ok? L'errore comunicativo. Numeri: 3 milioni e 3 di persone su Facebook, 947.000 follower, su Twitter in realtà qua sono di più, su Instagram 1 milione. Voi sapete che dai 15 ai 70.000 circa siamo considerati più o meno, anzi dai 50, 45, 50.000, 70.000 siamo già considerati quasi di tendenza, ecco, non dico influencer, ma più o meno di tendenza su Instagram, ok? Come persone che vi seguono. Quindi stiamo parlando di numeri, è uno dei anzi è il politico più seguito in Italia, ok? Come può raggiungere queste percentuali? Come fa? Come riesce? L'entourage, chi si occupa della sua comunicazione, il famoso Morisi, chiamato, diciamo, il suo social media marketing, lo hanno chiamato il suo entourage, non è solo lui, l'hanno chiamato la bestia, quindi anche qui è indicativo, no? È pieno anche questo di significato. Monitora con attenzione gli inside trend e creando serie di post in genere spalmati poi su tutti i canali in modo poco differenziato per creare reazioni, commenti e interazioni. Cosa significa questo? Che lui utilizza strumenti per l'ascolto, ok? E in funzione di quello che viene ascoltato, detto, scritto su tutte le forme comunicative, social, abbiamo detto, post, commenti ai video, produce le sue comunicazioni, produce i suoi post, ok? Quindi in funzione di qualcuno riteneva che utilizzasse anche strumenti di intelligenza artificiale, no, assolutamente, non è così raffinato, è molto più semplice, ma nella semplicità ha creato il suo
la sua popolarità. Attenzione, questo ha preso un partito che era praticamente finito, ridotto all'osso, scomparso, ok? L'ha trasformato nel primo partito in Italia e uno dei più votati in Europa, ok? Non sono qui a fare campagna, non mi interessa, io analizzo lo strumento, lo utilizzo, la sua comunicazione, che di fatto è stata una comunicazione in termini di efficacia, diciamo, devastante, ok? Tutti gli argomenti contribuiscono alla costruzione di un legame emotivo, di nuovo, con i sostenitori, così come i video che appaiono volutamente non professionali, per divulgare un messaggio che, come sostenuto dal New York Times, citazione del New York Times, per quanto polarizzato, è spesso confezionato come soluzione di buonsenso, cioè non dice una mazza, nulla, non dice niente, signori, ok? Chiaro che è polarizzato, chiaro che è politicamente schierato, perché altrimenti, voglio dire, non potrebbe essere né carne né pesce, ovviamente, no? Abbiamo politici che sono né carne né pesce, di fatto nessuno li vota. La polarizzazione, cioè l'identificazione precisa di un soggetto, di una persona con una sua corrente, chiaramente lo colloca, lo identifica. Per noi è più facilmente traducibile, ok? Ma di fatto quello che lui pubblicizza, sponsorizza, promuove, dice è niente, nulla, perché non porta a una comunicazione più approfondita, non fa uno sviluppo dei suoi concetti, non va a, come si dice, ad approfondire. Niente, nulla. Rimane molto sospeso, ok? Ma purtroppo è si direbbe, è lo specchio dei nostri tempi, è quello che noi stiamo vivendo adesso, è lo strumento comunicativo che fa sì che le persone si soffermino poco sul contenuto, ma molto sul come questo viene veicolato. E lui ha fatto il centro, un tool, abbiamo detto, che utilizza per i social per ascoltare. Inizia sui post con io, amici, si rivolge a voi in termini amicali, sono strategie comunicative. Vi ho detto prima, Amazon vi comunica dandovi per tu, chiamandovi per nome, stessa cosa. Non lo fa diversamente. Voglio dire, il suo digital marketing, social media è tosto, è bravo. E parole efficaci nel restringere il divario tra paese reale e classe dirigente. C'è sempre detto, siete troppo distanti dal paese reale, Lui taglia, rende una comunicazione diretta. Strategicamente, signori, nelle grandi aziende, soprattutto a stampo anglosassone, il lei è stato abolito. Ok? Voi entrate in qualsiasi azienda, vi verrà chiesto di dare del tu anche all'amministratore delegato, anche a quello che in questo momento rappresenta magari la persona più ricca che è presente su questo pianeta. Ma voi comunicherete dando del tu. Non lo fanno perché è più semplice anche, ma è strategico, avvicina le persone, avvicina lo strumento comunicativo, ci rende molto più partecipi, crea un gruppo, crea una condivisione, crea un'armonia. Queste sono strategie che vengono utilizzate nei sistemi organizzativi di impresa, perché questo genera una maggiore affiliazione, una maggiore identificazione con l'azienda stessa. Non è casuale, nulla è casuale in questi casi. I social sono il luogo in cui le persone ricercano risposte alle domande latenti, quanto a quelle esplicite, eleggendo poi non la risposta più convincente, più supportata dai dati o più vera, ma quella che risponde alle proprie aspettative. Signori, ecco, qui sta anche il successo di questo uomo, perché
Noi non andiamo a ricercare noi, la maggioranza, non sto dicendo voi, non sto dicendo io, sto parlando della maggioranza, altrimenti questo non avrebbe il 47%, 43%, quello che è, o 35%, perché è disceso, poi qui ci sono poi delle altre analisi che andrebbero fatte, però non ricercano delle risposte, ma cercano conferme a quello che ti aspetti. Io ricerco su internet quello che conferma le mie idee, non che lo smentisce, non che lo sconferma, non che va a, diciamo, a ribaltare le mie idee, le mie opinioni, anche se teoricamente potrebbe dire no, non è vero, in realtà non è così. Noi cerchiamo conferme. E lui la stessa cosa lo fa, identico. Cercano conferme. Perché cercano conferme? Perché siamo identificati. Arrivo. È una comunicazione efficace la sua? È una comunicazione adeguata? Efficace? Non sempre viaggia con un concetto di adeguato. Noi diciamo che è una comunicazione efficacemente adeguata. In una parola, engagement. Ok? Cioè, quello che vi dicevo prima, credere, affiliarsi, fare parte, sentirsi partecipi di una realtà in termini economici. Ok? Questo significa aderire, fare parte, a prescindere anche a volte, ok? La brandizzazione di scusatemi, l'enorme crescita di un brand è proprio legato a questo concetto, cioè alle persone che qualsiasi cosa voi diciate, qualsiasi prodotto voi mettiate in commercio, io ci sono, io appartengo, perché la mia identità è diciamo, riflessa in quella della tua azienda. Credo nei valori che tu promuovi. Ok? Questo è la stessa identica cosa. Diciamo, le persone che lo seguono a prescindere. Le sue comunicazioni spezzano l'opinione, rendono, diciamo, discutibile quello che lui produce, ma comunque generano una continuità, una discussione, una partecipazione. Questi sono anche numeri che fanno crescere anche le condivisioni e quindi di fatto stanno sul qui e ora, cioè lui è presente a prescindere nel bene o nel male. Ecco che allora a quel punto nel male magari riesce a guadagnare qualche punto in più. Crea una forte polarizzazione. Non si trattava, ovviamente, semplicemente di suscitare emozioni positive o negative nelle persone, ma di riuscire a toccare quelle passioni, in grado di innescare qualcosa nella gente come una sorta di catarsi. Ok? Quindi qua lo strumento che lui utilizza è uno strumento sicuramente che riguarda strumenti comunicativi non convenzionali. Questi sono strumenti comunicativi di marketing detti non convenzionali, ok? Non conventional marketing, viral marketing, buzz marketing, guerrilla marketing sono tutte strategie non convenzionali, cioè che non si basano su dinamiche classiche, ma che rompono un po' gli schemi. E lui, in questo caso, lo fa in maniera abbastanza netta, esplicita, ok? Quel tipo di comunicazione funziona, divide, rompe, diciamo, quelli che possono essere gli schemi. Può essere efficace, certo, ma come per il suo caso, alla lunga non porta sempre dei risultati. Tanto è vero che dopo un po', se spingi troppo nell'acceleratore, le persone si rompono le scatole. Ok? Ecco la criticità, ecco quello che volevo dirvi. Cioè, in questo caso, nel suo esempio che vi ho portato, lui sta subendo una flessione inevitabile, ok? Anche qui leggiamo quello che
sta succedendo negli ultimi mesi e per recuperare, per di nuovo rompere gli schemi, quindi ribaltare di nuovo le carte, utilizza strategie comunicative orientate verso una forte polarizzazione, ok? Che non è più legata a tematiche che prima avevano, diciamo, erano continuamente proposte dal media e dall'opinione pubblica, ma tematiche nuove, ok? Recentemente ha deciso di, ma non tanto recentemente, ma ha deciso di spingere molto verso il posizionamento utilizzando simboli cattolici, cristiani, ok? Quella è una strategia. Quello non è casuale, anche se lui dimostra di farlo in maniera completamente spontanea, e una parte c'è di spontaneità, perché altrimenti risulterebbe troppo costruito, ok? E quindi di conseguenza si genererebbero di nuovo una forte avversione, ok? Lui lo fa, ma lo fa proprio perché c'è stata una ricerca, un'analisi sulle tematiche che sono molto vicine appunto a un'identificazione e all'utilizzo di immagini sacre nel suo racconto quotidiano, ok? Che di nuovo polarizza, quindi ha rotto gli schemi, ha spezzato quelli che sono sistemi comunicativi convenzionali. Questi però ovviamente dopo un po' si esauriscono, tendono a consumarsi molto rapidamente, ok? E allora a quel punto bisogna di nuovo rompere gli schemi, cioè spezzare di nuovo e proporre nuovi strumenti non convenzionali. Ecco, di nuovo alla ribalta di tutti i nostri social, ok? Va bene. Che l'abbiamo fatto? Oddio, abbiamo sporato un po', ragazzi. Vabbè, i numeri dell'e-commerce, questi sono un altro aspetto che volevo farvi vedere. Parliamo di 31,5 miliardi proprio perché se ragioniamo anche in termini di social media marketing è inevitabile che poi ci sia anche un aspetto legato a un e-commerce, quindi una vendita legata a uno strumento digitale, quindi intermediato da uno strumento digitale. Abbiamo una crescita del 15%, tralasciando il periodo attuale che è cresciuto ancora di più, ok, il mercato e-commerce. Si acquistano, diciamo, beni e anche servizi ovviamente qua diciamo anche un po' meno, la voce grossa la fa l'elettronica e tutto quello che è diciamo correlato agli strumenti elettronici. Abbiamo il prodotti made in Italy. In questi giorni, in questi ultimi mesi è cresciuto enormemente l'acquisto di prodotti anche alimentari, ok? Voi sapete benissimo che Amazon è entrata fortemente in crisi perché non aveva il personale, nel mondo ha intenzione di assumere 75.000 nuovi dipendenti, dei 100.000 che già ha in organico, proprio perché inevitabilmente ciò che c'era prima, ok, cambierà, cioè non ci sarà, e la situazione, il mondo come noi lo intendiamo oggi, domani sarà completamente non cambiato, ma porterà con sé degli aspetti nuovi, ok? E lo strumento digitale, di comunicazione digitale diventerà sempre più importante come lo strumento di e-commerce. Quindi le due cose, lo strumento digitale, la comunicazione digitale, i social media marketing che noi utilizziamo quotidianamente e le piattaforme che poi concretizzano magari in maniera ancora più esplicita quello che è l'obiettivo, quelli che sono gli obiettivi che andiamo a pianificare attraverso i social media, noi li andiamo poi a concretizzare attraverso strumenti di vendita di e-commerce. Vabbè, qua sono tutte il tasso di prenotazione sugli acquisti online sul retail è del 7%. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento, fino all'altro 2 mesi fa, signori,
l'e-commerce rappresentava solamente il 7% delle vendite totali delle merci, cioè significa che ancora oggi, fino a ieri, il 93% delle vendite erano fatte di presenza, quindi in negozio fisico. Nonostante vi sia una crescita a doppia cifra delle vendite online, comunque la stragrande maggioranza è sempre in negozio fisico. Ma questa tendenza sarà comunque ovviamente andrà a rosicchiare sempre di più, no? andrà a penetrare sempre di più sulla vendita diretta, sulla vendita fisica, quella diciamo di presenza, quella fatta in negozio, proprio perché le condizioni ad oggi rivoluzionano, cambiano le carte in tavola, ok? Vabbè, noi abbiamo una quota molto bassa di acquisti online da parte di persone che acquistano, 44% rispetto al 68% della popolazione europea. Questo è legato al ritardo, ahimè, di quelle che sono tutte le nostre infrastrutture digitali, che già ancora oggi, dove abito io, non ho la fibra, che è una follia, ok? Proprio perché implementando gli strumenti, le infrastrutture digitali, noi possiamo sicuramente aumentare gli strumenti e aumentare i modelli e la penetrazione di tutti questi canali digitali che noi possiamo utilizzare per promuovere, vendere e fare tutta una serie di ricerche attraverso gli strumenti digitali. Se vi lascio il tempo, quindi adesso se avete qualche domanda, se c'è qualcosa che non avete capito, adesso io alcune tematiche, ripeto, non le ho in maniera approfondita, ho cercato di dare una panoramica il più possibile ampia su quelle che sono, su quello che è, cosa vuol dire fare una comunicazione digitale, cosa vuol dire fare utilizzare uno strumento di marketing digitale. Quindi quelli che sono i presupposti, quelle che sono le caratteristiche, quelli che sono gli strumenti e quelle che sono anche le criticità e quelle che possono essere delle nuove tipologie di comunicazione con delle, ovviamente, con delle perplessità che queste stesse si accompagnano, ok? Quindi anche quel tipo di comunicazione che abbiamo visto, quel tipo di strategia che abbiamo visto, è una strategia che ha dei benefici, degli effetti, potrebbe essere una classica teoria, no? Una classica strategia strategia costruita su una teoria dei giochi win-win-win, ok? Win-lose, cioè è ovvio che è molto aggressiva, no? Sarebbe un hard selling, ecco, per dirlo in termini di nuovo economici, quindi spingere molto l'acceleratore sulla comunicazione, su anche lo strumento digitale, ma questa spinta, questo schiacciare molto porta con sé inevitabilmente delle criticità che sono legate proprio alla modalità che noi utilizziamo. Non discuto se una o l'altra strategia, sono comunque entrambe delle strategie, sono strategie che hanno e portano con sé dell'efficacia e dei risultati. Ok? Vedremo tutte quelle strategie di comunicazione utilizzando questi strumenti, quindi tutti i sistemi di gestione, di analisi, di controllo, di promozione, di ricerca attraverso l'implementazione appunto della targetizzazione delle ricerche eccetera eccetera. Quindi ci sono molte possibilità utilizzando questi strumenti che noi possiamo andare ad implementare, ok? Ho capito da quanto voi avete scritto che sicuramente la necessità è quella di avere una metodologia e quindi avere degli strumenti pratici, no? Questo è uno strumento, questo è
Scusate, sono argomenti che prevedono strumenti pratici, e per strumenti pratici io parlo di strumenti informatici, quindi strumenti digitali che ci consentono di fare della programmazione, fare della progettazione, fare dell'analisi dei dati. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie.